Bene, eccoci anche oggi insieme, solo in studio perché ci colleghiamo in questa puntata con Udine, dove c'è Pierluigi Chiarla, che è il presidente dell'Associazione Acquirenti, associazione consumeristica, direi con una forte vocazione sociale, una giovane associazione consumeristica, quindi a tutela dei consumatori. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Le chiederei per iniziare, ma c'era bisogno di un'ulteriore associazione per i consumatori? Eh, io sono sempre dell'idea che non bisognerebbe creare cose nuove e tentare di salvare quelle che ci sono. Però in questo caso c'era bisogno perché io credo che sia Acquirenti una delle poche associazioni a tutela dei consumatori, forse l'unica, che non ha un presidente che è un avvocato, un commercialista, ma è l'utente, la qualunque, che ha avvicinato professionisti e utenti per costituire Acquirenti. In cosa vi differenziate o ritenete di farlo, insomma? Ma abbiamo una forte sensibilità sociale, però non siamo un ente caritatevole, ci riconosciamo come un'associazione di tutela dei consumatori, quindi un APS, Associazione di Promozione Sociale, e quindi puntiamo molto nel tutelare il cittadino creando idee e cercando di quindi dare un'idea al cittadino che può farcela, che deve farcela da solo, perché non possiamo vivere di assistenzialismo. Voi parlate di una economia consapevole. Secondo voi oggi ci sono gli strumenti per esserlo? Allora, la legge nella carta sì, poi vado a vedere la bolletta, lei ci capisce qualcosa? Lei ha chiaro quando gli offrono un contratto, parlo della luce, o il contratto telefonico. Quest'oggi stiamo facendo un ricorso al garante delle telecomunicazioni come associazione di tutela dei consumatori che pure a noi ci nascondono le clausole. Quindi sulla carta ci sono i presupposti, poi le multinazionali sono belle attente. Vedo che la vostra attività è suddivisa, diciamo, in due grandi filoni. Un filone tradizionale di assistenza al consumatore e un altro, possiamo definirlo quasi di autoaiuto. Partiamo dal filone tradizionale. Tre sono, mi pare, le questioni più importanti su cui vi impegnate, che sono il risarcimento dei danni, la sanità e poi appunto i diritti dei consumatori. Su Esatto. ciascuno di essi, quali sono i vulnus che voi individuate? Per esempio sul Ma risarcimento danni. il risarcimento danni pochi sanno o iniziano adesso le persone a sapere che hanno diritto, quando magari subiscono un tamponamento, hanno diritto ad avere il legale pagato oltretutto dalla compagnia assicurativa, e questo non costa di più all'utente. Molto spesso gli assicuratori di questi utenti gli dicono: ah, ti faccio io la pratica, e dopo ci ritroviamo che l'utente ha un risarcimento molto più basso di quello dovuto e crede che questo costo qua, se va dall'avvocato, questo costo qua gli va ad incidere sul suo risarcimento, invece va solo che a migliorare il suo risarcimento. E quindi, per esempio, questo noi ci teniamo molto, mai arrangiarsi da soli, oltretutto perché l'avvocato dovrebbe, perché dico non tutti si comportano come gli avvocati di acquirenti, dovrebbe essere completamente gratuito, nel senso che lo paga l'assicurazione, lo prevede la legge. Ecco, per quanto riguarda la sanità, argomento di grande attualità, quali sono i casi su cui più spesso dovete intervenire? Ma sempre micro interventi e disagi di salute. Ecco che amando molto, ho parecchi medici, amici medico-legali che mi hanno aiutato per individuare i disagi degli invalidi. Ecco che mi è venuto più facile anche avvicinarli come associazione a tutela dei consumatori per quanto riguarda invece i disagi nelle strutture sanitarie. Ci succedono cose abbastanza strane, ma molto probabilmente anche più bravo dei professionisti in un momento stanco commette degli errori e non sempre li si ammette. Sui diritti ci ha detto già molto prima, parlando appunto delle clausole contrattuali. Mentre stavamo dialogando è passato in sovraimpressione il logo della vostra associazione,
che rispetto, diciamo, appunto all'universo delle associazioni consumeristiche ha la caratteristica di non fare riferimento nel nome ma nel sottotitolo ai consumatori. Perché avete scelto acquirenti, che fra l'altro non è un termine particolarmente consueto? Allora, Acquirenti era un progetto che avevamo come progetto sociale, no? Doveva un attimino aiutare a capire meglio l'utente e il paniere. Da lì si è sentito l'esigenza proprio invece di trasformare il progetto nella denominazione dell'Associazione dei Consumatori. Ricordo che noi nasciamo con un'altra denominazione che non vorrei dire, e il progetto sociale era Acquirenti, il progetto sociale per aiutare le persone, per aiutare le casalinghe a gestire il loro paniere in miglior maniera. Da lì abbiamo deciso che era arrivato il momento che il progetto sociale portasse anche la denominazione di un'associazione a tutela dei consumatori. In fondo siamo tutti acquirenti, perché anche il titolare di un bar, disgraziatamente, dico disgraziatamente perché poi sono i più vessati i piccoli commercianti, le piccole partite IVA, perché non si possono permettere dei consulenti, però hanno dei contratti vessatori quanto una SPA che può permettersi assolutamente invece fior di avvocati e fior di consulenti. Si immagini lei che io la bolletta di casa, del telefono, posso interrompere il contratto quando voglio, mentre o quasi quando voglio, mentre un'azienda ha 2 anni di contratto, no? Quindi se qualcuno mi viene al bar e mi stipula un contratto vessatorio, io sono legato a quel contratto per 2 anni. Le sembra normale? E allora abbiamo pensato che Acquirenti era il nome giusto. Abbiamo parlato del paniere, se Acquirenti è il nome anche di un progetto precedente, oggi si chiama Infoprezzi, il progetto sul paniere che state portando avanti, ce lo racconta? Sì. Sì, Infoprezzi è sempre questa idea di Acquirenti che praticamente dovrebbe aiutare la casalinga a gestire meglio il paniere. Come? La casalinga di Udine va al supermercato, compra una bottiglia di una bibita nota, no? E indica quanto l'ha pagata questa bibita nota. È ovvio che tutti quelli che sono iscritti ad Acquirenti, gratuitamente, l'iscrizione è gratuita, possono andarsi a leggere il prezzo della bibita nota e così sapere che in quel supermercato la bibita nota costa quel prezzo. Ecco che se vogliamo invece pensare a un agricoltore che produce dell'olio e che lo vende alle grandi distribuzioni con la ripromessa che loro lo vendano per farlo conoscere agli utenti a un prezzo competitivo, ecco che la casalinga legge il prezzo e l'agricoltore che pensava che il suo olio, non so, andasse sul mercato a 6 euro, scopre che nel supermercato di Udine il suo olio invece è a 10 euro e quindi non ha un prezzo competitivo. E qui come potete intervenire? Ma lì funziona che noi le informazioni le daremo a tutti gratuitamente. L'intervento però è duplice. Allora, lì è l'agricoltore che deve interrompere il rapporto con la GDO o permetterci di impugnare il contratto e quindi fargli rispettare i suoi diritti e in ogni caso anche risarcirlo del danno, perché se io ti vendo una cosa a 1 euro perché tu la vendi a 2, se tu la vendi a 3 deve cambiare anche il prezzo mio se abbiamo fatto un accordo di questo tipo, no? E l'altra cosa è, immagini, tante volte si va dal fruttivendolo sotto casa e la roba costa di più perché è di alta qualità. E quindi anche lì la battaglia di Acquirenti è che devono cambiare le cose, cioè al supermercato deve essere chiaro che quando prendiamo su un'arancia dobbiamo avere chiaro che viene dal centro Africa e non viene dalla Sicilia o dalla Calabria. Quando abbiamo queste idee, quando avremo chiaro questo, sarà un grande passo avanti. Ricordo che non esserci il cartellino completo, l'informazione completa, no? Dovrebbe il supermercato ricevere una sanzione fino a 1.500 euro, anzi a partire da 1.500 euro. Però ancora oggi no, non si mette il pesce da dove proviene, cioè si fanno le furbate e poi la gente ne paga le conseguenze. Dicevo prima che voi lavorate molto anche sull'autoaiuto. Avete un progetto che si chiama Io ti aiuto se tu ti aiuti, chiedo scusa.
Sì, sì, io ti aiuto se tu ti aiuti è perché siamo sempre dell'idea che la gente non deve ricevere un aiuto economico e stare a casa. La gente, anche perché si va in depressione a essere disoccupati, e io ne sto tirando fuori tanti prendendo tanti per i capelli di disoccupati. E quindi il nostro scopo è quando tu hai bisogno di qualche cosa, ti diamo tutte le informazioni per accedere al tuo fabbisogno, ma devi dimostrarci che lo fai da solo. Faccio esempio, abbiamo anche noi tra i nostri iscritti delle persone bisognose di cibo, no? Noi facciamo delle campagne di raccolta di cibo, ma portiamo le persone bisognose stesse a raccogliere con noi, assieme agli altri volontari. Nessuno sa chi ha bisogno e chi non ha bisogno. Poi a fine giornata al bisognoso gli viene dato l'esigenza mensile da poter quindi andare avanti. Avete un'attività molto articolata. Come riuscite a conciliare questo con il vostro slogan, insomma, di essere di un'associazione di promozione sociale basata sul volontariato? Come fate? Cioè, ci vuole una struttura per fare tutto questo. Certo, stiamo usufruendo anche dei software, abbiamo nel direttivo, e questo è anche l'innovazione di Acquirenti, abbiamo nel direttivo anche un titolare di una software house, no? Molto nota nel bolognese, e quindi cerchiamo di unire tutte le informazioni per far sì che gli utenti capiscano il loro ruolo all'interno dell'associazione. Faccio esempio, io ho bisogno di cibo, gli viene data un'informazione di come posso fare per ricevere il cibo, ma non stando a casa. Ho bisogno di pagare una bolletta, come posso fare per trovare un qualche borsa lavoro che mi dia l'opportunità di pagare la mia bolletta, perché con lo stipendio che prendo, che lavoro part-time, e l'altra parte di lavoro mi hanno interrotto il contratto, ecco che allora faccio questa borsa lavoro, accedo a questa borsa lavoro. Ecco, ma ci riuscite sempre? Perché detta così sembra fin troppo facile. E no, devo dire la verità, no, perché ogni tanto aiutiamo anche persone sbagliate e ci tocca allontanarle. Ecco, questo è l'insuccesso. Tante volte non riusciamo a tenere controllate le persone oneste, le oneste dalle disoneste. Quindi, però grazie a Dio tra i volontari ci si autocontrolla e quindi vengono fuori le persone scorrette e vengono allontanate. Per concludere, è aumentata molto la richiesta in questo tempo di pandemia. Uff. Diciamo che Acquirenti non doveva proprio fare le raccolte cibo, l'abbiamo fatto proprio perché c'erano queste esigenze. Ripeto, potevamo anche avvicinare le persone alle realtà che noi già frequentiamo e conosciamo, Croce Rossa, Caritas, però ci sembravano già carichi di lavoro, anzi tutt'altro. I nostri ragazzi raccolgono, una volta che abbiamo superito le esigenze dei nostri bisognosi, tutto il resto viene dato alle strutture che già esistono, perché noi non portiamo cibo o elemosina a casa delle persone che non hanno rimboccato le maniche. Grazie, grazie a Pierluigi Chiarla, che ricordo A essere il lei. presidente di Acquirenti, associazione consumeristica con sede a Udine, ma mi viene da dire, sono un'associazione dei consumatori che non solo usa la testa, ma usa anche il cuore. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti, buon Grazie a lavoro a tutti, ci tutti. si vede la prossima, domani.